Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme spezzatino autunnale. Finalmente è arrivato il fresco, con il fresco è arrivato anche l'autunno. È una stagione di quelle veramente piacevoli perché il fresco porta anche nuovi sapori, nuovi colori nelle nostre tavole e finalmente possiamo preparare quei piatti di casa, come per esempio il piatto che andiamo a preparare oggi è lo spezzatino. Oggi lo voglio preparare in modo un po' diverso dal solito, appunto con la zucca, che è uno degli ortaggi, diciamo, principe, anzi forse la principessa dell'autunno. Infatti con la zucca possiamo preparare veramente tantissime cose, ci sono diverse tipologie di zucca. Oggi noi utilizziamo quella arancione, quella un po' più dolce, e l'abbiniamo ad una buonissima carne. Ora vediamo gli ingredienti e come si prepara. Ecco i nostri ingredienti: 1 kg di carne bovina, 300 g di zucca, una carota, 2 costine di sedano, una cipolla piccola, uno scalogno, del sale, del vino rosso, delle spezie, olio extravergine d'oliva e del brodo di carne. Prima di iniziare con la nostra preparazione volevo giusto accennare due parole sulla nostra carne. Dobbiamo scegliere della carne prima di tutto che ci piace e di nostro gradimento e secondo appunto della carne di buona qualità, perché così avremo un buonissimo spezzatino, quindi bisogna scegliere il taglio giusto. Io ho scelto in questo caso del bovino e mi sono fatta tagliare dal macellaio del cimbalino, quindi una parte abbastanza umida che è stata sgrassata e quindi di conseguenza molto morbida. Però possiamo fare anche uno spezzatino per esempio con la carne di maiale, basta scegliere appunto il taglio giusto. Quindi questo è diciamo 2 cenni appunto sulla carne, è quella che preferiamo. Ovviamente la carne avrà tempi di cottura suoi, quindi a seconda anche del tempo che abbiamo sceglieremo il tipo di carne. Adesso prendiamo la nostra zucca, dobbiamo togliere la buccia e poi tagliarla a cubetti. Tagliata a dadini la zucca, la mettiamo un attimino da parte. Adesso dobbiamo tritare a pezzettini anche la carota e il sedano. Io ho il mio prezioso alleato, il mio Moulinex Double Force. Se vi interessa sapere un po' di più, ho fatto un video recensione proprio poco tempo fa, vi lascio il link in descrizione, così vedete anche tutte le sue caratteristiche e anche tutto quello che sa fare. Quindi tagliamo leggermente il sedano. Lo mettiamo in questo supporto. Andiamo a chiudere e andiamo a tritare leggermente il sedano. Ho tritato il sedano, adesso mettiamo anche la carota. Questo tritatutto, questo accessorio soprattutto, è veramente fantastico, è in grado di spinuzzare una carota in meno di 2 secondi. Adesso finiamo di tritare. Adesso pensiamo anche a tritare la cipolla e anche lo scalogno, sempre col mio attrezzino fantastico della Double Force della Moulinex.
Naturalmente si può tritare anche a mano, però diciamo con l'aiuto di questo robottino magari piangiamo un po' di meno. Magari possiamo tritarlo a mano quando vogliamo dei pezzi un po' più grandi, preferiamo magari sentire un po' di più le verdure e allora a mano viene sicuramente meglio. Adesso abbiamo gli ingredienti veramente tutti pronti per cucinare il nostro spezzatino. Io ho anche qui delle spezie dove ci sono rosmarino, timo, alloro, ginepro, anche mirto. È un preparato già pronto che io ho trovato qui nelle mie zone. Io abito in Sardegna e quindi anche il mirto per esempio è molto buono da sentire, soprattutto in questi piatti così autunnali e un po' invernali. Voi scegliete le spezie che preferite tra il rosmarino, il timo, l'alloro, insomma quello che vi aggrada di più, vi piace di più. Ora siamo pronti per andare ai fornelli e vediamo di preparare il nostro spezzatino. Quindi eccoci i fornelli, ho messo sul fuoco una pentola con un fondo di olio extravergine d'oliva. Adesso ho fatto scaldare l'olio e adesso andiamo a mettere la cipolla e lo scalogno che ho tritato prima. Una volta che ho fatto imbiondire e appassire scalogno e cipolla, aggiungo anche la carota e il sedano tritati. Una volta fatto il nostro bel soffritto possiamo unire la carne, quindi alziamo un attimino la fiamma e uniamo la nostra carne. La facciamo rosolare a fuoco vivo. Allora, una volta rosolata la carne, possiamo unire anche i tocchetti di zucca. Facciamo insaporire per bene la zucca con la carne e dopo metteremo il vino e lo faremo sfumare proprio. Adesso aggiungiamo anche il vino rosso e lo lasciamo ben evaporare. Abbiamo fatto sfumare il vino, quindi l'alcol è evaporato. Adesso aggiungiamo le nostre spezie. Che profumo fantastico queste spezie, voi scegliete quelle che più vi piacciono, mi raccomando, Adesso aggiungiamo anche un po' di sale, una bella presa di sale, anche due. A questo punto possiamo far cuocere il nostro spezzatino per circa 45 minuti con una cottura normale oppure anche 20 minuti in pentola a pressione. Prima, se dobbiamo cuocere in pentola a pressione, prima di chiudere aggiungiamo un po' di brodo o vegetale oppure brodo di carne.
Il nostro spezzatino è pronto, eccolo qui, come possiamo vedere abbiamo ottenuto un buonissimo denso sughetto, la zucca si è completamente amalgamata e sciolta al tutto, quindi un piatto davvero buono e gradevole. Io ne voglio mettere un po' qui, ho preparato una fettina di pane casereccio perché con questo spezzatino è d'obbligo un po' di scarpetta naturalmente. Ecco qui. Facciamo subito una prova assaggio. È ancora bello caldo. È davvero delizioso, buonissimo, gustosa la carne e le spezie hanno davvero dato quel tocco in più, gradevolissimo, e poi il sapore dolce della zucca mitiga tutto quanto, veramente buono e adatto per questo periodo. Se vi è piaciuta questa ricetta, quindi fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter, anche sul mio sito che è www.lericette-di-franci74.com e non perdetevi il prossimo video. Ciao!